In questi giorni c'è un dibattito molto aperto sulla scelta di vietare l'educazione sessuale nelle scuole medie e di introdurre il consenso informato alle superiori. A mio avviso, si tratta di un cortocircuito istituzionale significativo. La scuola dovrebbe essere il presidio educativo più autorevole, il presidio educativo più sicuro, e invece rischiamo di farla sostituire dall'industria pornografica, che è diventata la principale fonte di apprendimento sulla sessualità per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Non dimentichiamoci che molti di loro hanno dei profili falsi con cui accedono ai canali pornografici. Questa scelta è come se decidessimo di spegnere la luce in aula sperando che i ragazzi poi si possano orientare al buio. E sotto questo aspetto io credo che bisogna far tesoro anche di quelle che sono le esperienze anche che noi studiosi abbiamo fatto sul campo. Io incontro in tutta Italia centinaia di preadolescenti, adolescenti, li ho ascoltati nei loro silenzi, nelle loro fragilità, nel loro bisogno spesso inespresso di essere accompagnati nel riconoscere le emozioni, il rispetto del corpo, il consenso, la relazione autentica. Ecco, quando noi adulti non riusciamo a proporre una narrazione educativa, il rischio è che si affermi quella più accessibile, ma anche quella più distorta, che è quella della pornografia online. E quindi è lì che molti ragazzi da soli provano a costruire la propria idea di intimità, di relazione e identità. È un terreno che non è neutro, è pieno di stereotipi, di violenza simbolica, di modelli che sono tossici. Dobbiamo fare qualcosa. Occorre una scuola che non abbia paura di parlare di sentimenti, di identità, di sessualità in modo serio e in modo scientifico, ma occorre anche che noi ci relazioniamo con i genitori, perché oggi molte famiglie non riescono a parlare di questi argomenti. Ci sono famiglie che sono disorientate di fronte alla velocità dei cambiamenti culturali, e quindi un'alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio è l'unico modo per contrastare questo vuoto formativo che lascia spazio alla pornografia, che diventa una sorta di surrogato educativo. Non possiamo arretrare adesso, perché mentre cresce il disagio relazionale, mentre il dato sul primo rapporto sessuale ci dice che ormai sono sotto i 13 anni, bisogna interrogarsi, perché metà degli adolescenti non parla mai di sesso in famiglia, sceglie il silenzio, che è una forma di complicità. Qui non dobbiamo continuare a fare questioni ideologiche, dobbiamo avere responsabilità educativa, e questo è il futuro che noi dobbiamo assicurare ai nostri figli.